Grazie mille. Bentrovati. Vorrei la presentatrice qui vicino a me, vogliamo fare un applauso a lei? Dove sta? È andata? Eccoti qua, vieni qua. Facciamo un applauso forte a lei che veramente sta presentando magistralmente questa serata. Diamo a Dio ciò che di Dio, a Cesare ciò che di Cesare. Vieni qua. Facciamo un applauso fortissimo. Queste sono le mie improvvisate. Improvvisata? Sì, non ero scappata, ero qui. Ti stavo ascoltando. Allora, senti, io insieme a te, prima di iniziare il mio repertorio di canzoni, ho bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo innanzitutto salutare questo meravigliosissimo pubblico di Monte di Procida, perché la mia seconda casa è qui, a Monte di Procida. Io qua ci ho lasciato il cuore tantissimi anni fa ed è qui che è rimasto il mio cuore. Facciamo un applauso forte a voi stessi che siete un popolo meraviglioso. Ma sai che Monte di Procida ti ama tantissimo? Io stasera sono venuta qui a Casevecchie per presentare, in realtà ci siamo sentiti con Antonio Romano. Facciamo un grosso applauso ad Antonio Romano che mi conosce ormai da 30 anni, però senza farci il conto di quanti anni ho, perché lui poi devi sapere che in questi giorni mi ha chiamata. Mi ha detto: Anna, sto facendo una scommessa, giusto? Dimmi un po' quanti anni hai? Dico: ma si può mai chiedere un'età, cioè l'età di una donna? No, però ho detto: guarda, saranno sì e no passati. Quanti anni ti ho detto, Antonio? 20 anni, ho detto 20, sì, saranno passati 20 anni, ne ho 40 adesso, quindi avevo 20 anni, 18-20 anni quando sono arrivata lì in America. Da lui? Sì, da lui e da tutti gli amici che io saluto, Carmicello, tutti gli amici del mondo. Assolutamente, approfittiamo per salutare i compaesani, assolutamente, tutti i montesi d'America. Facciamo un applauso forte, già siete stanchi? A Carluccio, a tutti, ma già siete stanchi? No, non mi piace tanto, vi voglio sentire ancora più forti. Stanno carburando. Ancora di più, anche laggiù la dice: siete stanchi? Ancora dobbiamo iniziare. Lì, forza, un applauso fortissimo. Allora facciamoci sentire Monte di Procida, okay. Dai, lasciamo un bel ricordo che già ha naturalmente. Dicevo, Anna, lo sai che loro sono innamoratissimi di te. Quando Antonio mi ha detto viene una super ospite, viene una grande artista, sono venuta qui stasera a Casevecchie e tutti mi dicevano viene Anna. Quindi veramente ti amano tantissimo. Devo dire. Grazie di cuore, veramente. Io ringrazio Antonio in primis che ha voluto fortemente la mia presenza qui stasera, e poi ringrazio il comune che vogliamo ringraziare. Ringraziamo il comune di Monte di Procida, ringraziamo tutti i cittadini di questa bellissima Monte di Procida. Il nostro sindaco, Beppe Pugliese, assolutamente. Un saluto caloroso al nostro sindaco che fa le cose buone e poi soprattutto stasera ha voluto andarsela qua, grazie a Tonino Romano. Un applauso a tutti. Io ringrazio il mio papà che si è veramente Gino Morelli, Luigi Gino Morelli. Questa sera grande artista, c'è la mia mamma Tina Carone qua nel pubblico e vedo tantissime persone amiche dello spettacolo. Ringrazio gli artisti che si sono esibiti prima di me, quindi Pazzariella, l'amico Ferrara e tutto il pubblico bellissimo. Ringrazio, prima di iniziare, questa meravigliosissima orchestra che ci siamo ritrovati qui dopo un po' di anni. È fantastica, e adesso fantastica. noi vi salutiamo così. Grazie. Grazie a te. Ancora un forte applauso. Trasmette Napoli le sue canzoni, le sue passioni, e il trillo magico dei mandolini mi giunge al cuore. Un sogno torto più s'avvicina, più smorta e pallida. Tu torni a me.
sera Napoli mi fa muovere e penso a voi. Stasera Napoli mi fa Grazie, grazie mille, grazie di cuore. Eh sì, ci sono delle canzoni napoletane, non hanno bisogno di essere presentate. Ve la ricordate questa? Ciao Pina, Palladino. Allora, adesso vai. Allora, questa canzone la facciamo insieme, siamo qui
dovete sapere che dietro a un grande spettacolo come questo e dietro una cantante come me, io da sola, ma dove mi avvio, ho bisogno di un supporto e loro sono il mio supporto. Eccole qua. Ilenia, Martina, un applauso per ogni ragazza, forza, 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 forza. Tonia, Lucrezia, Irene, e poi vorrei qui al centro, lui, il capostipite, che io adoro, Lucio Candro! A Rovaria. È vero che era già fatta una cosa? Sì, ragazze, ve ne potete andare perché... Maestra, aspetta. Allora, adesso è arrivato un attimo il momento di fare qualcosa. Sì, maestro. Perché poi devi sapere che mi ha portato là, ma senza fare niente, poco niente. Ma come mai? Ma è possibile? È possibile, quello quando mi ha visto è svenuto. Ah sì, è svenuto. E io ho detto, ma amore, ma senza fare